Era una persona solare, splendida e che sicuramente mancherà al paese. La notizia della morte di Mary Scorazza ha scosso profondamente il comune di Brugnera e l'intero territorio pordenonese. Una vicenda iniziata con un grave incidente e conclusa con l'epilogo più tragico dopo la disperata corsa in ospedale. Il 55enne, padre di famiglia, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un trattore acquistato da poco, un mezzo di seconda mano. Si trovava nell'area della proprietà di famiglia che ospita sia l'abitazione sia l'azienda agricola. Con lui c'era anche il figlio Alex, 26enne, con il quale condivideva la passione per la viticoltura, ma il giovane si era allontanato per qualche minuto. Poco dopo, per causa ancora in fase di accertamento, Corazza è rimasto incastrato sotto il trattore. Il torace è stato schiacciato da un rullo agricolo dal peso di circa 100 kg. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono state la moglie e la sorella della donna, che si trovavano all'interno dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente ambulanza, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi. Nel frattempo, le persone presenti erano riuscite a liberare l'uomo dal pesante rullo rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Lo schiacciamento del torace ha però provocato un arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma una volta arrivato all'ospedale di Pordenone non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il trattore è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti. La famiglia è sotto shock e resta chiusa nel silenzio, così come molti vicini che non riescono a darsi pace. Uno di loro si limita a dire che ha il cuore rotto dal dolore. Mary Scorazza lavorava come responsabile della logistica alla Friuli Intagli, portava avanti anche l'azienda agricola di famiglia ed era conosciuto per la grande passione per la terra e per la natura, passione che aveva trasmesso anche al figlio Alex. In paese, inoltre, era molto attivo e conosciuto. È un giorno, possiamo dire, di lutto cittadino, che era una persona solare, sempre sorridente. Mi sono arrivate anche tante chiamate proprio per capire com'era successo e perché lo conoscevano e sapevano com'era questa persona. Una persona, come ho già detto, che era anche col paese, gli piaceva far da mangiare, cucinare, si era avvicinato anche all'associazione, alla festa del vino, e poi la famiglia, una bella famiglia con grandi valori, partendo proprio da Meris, che è venuto purtroppo a mancare prematuramente, alla moglie Mary, ai figli Alex e Luca. Quindi veramente una triste notizia, ecco.